Il Consiglio regionale ha approvato una variazione di bilancio da circa 10 milioni per consentire tra l'altro di destinare i primi finanziamenti alla candidatura olimpica. Mezzo milione per le Olimpiadi, quindi Milano-Cortina, importante per dar seguito a questa nostra candidatura, a questa forza che abbiamo assieme alla Regione Lombardia, assieme alla Federazione. Un altro mezzo milione consentirà a nidi e scuole materne paritarie di ricevere gli stessi finanziamenti dello scorso anno, pari a 34 milioni, ed evitare così un peso ulteriore sulle famiglie. 500.000 euro per la FISM e quindi le nostre scuole paritarie, i nostri bambini da 0 a 6 anni, e questo scongiura anche l'eventuale possibilità di aumentare le rette, quindi ci sembra un provvedimento assolutamente importante. 7 milioni e mezzo saranno dedicati invece a interventi urgenti di manutenzione su strade e ponti in tutto il territorio veneto, mentre 300.000 euro contribuiranno a finanziare impianti di videosorveglianza per aumentare la sicurezza dei comuni. Richieste che arrivano dai comuni per incentivare e migliorare la sicurezza dei propri cittadini, quindi 1,5 milioni destinato a queste due partite che trova assolutamente fondamento entro il 31/12 e arriveranno nelle casse di questi comuni.